Amiche e amici, buongiorno, benvenuti a quest'ore 13 molto particolare, un'ora 13 che Antena 3 vuole dedicare a una grande passione dei veneti, ossia il ciclismo. E che cos'è più significativo, mamma mia che bella partenza, significativo del ciclismo che il Giro d'Italia che oggi vede una tappa incredibile. È una tappa che appunto in questi istanti è partita da Treviso. Noi adesso siamo fisicamente in strada Ovest, in un luogo che è uno dei templi del ciclismo internazionale, perché siamo nella sede della Pinarello, azienda storica per quel che riguarda appunto questo mondo. Però vi voglio subito presentare quelli che sono innanzitutto un caro amico che mi darà una mano perché la sua competenza in materia è infinita, Paolo Mutton. Grazie Paolo. Buongiorno, grazie a te. Allora ti prego, perché sai che purtroppo io non sono molto ferrato in materia. Piacere. E quindi grazie, sarai con noi per quest'oretta, a parte un attimo che ci abbandonerai per l'inaugurazione di questo luogo nel quale siamo appunto ospitati. E da subito abbiamo, a proposito di ospitati, abbiamo due persone, una campionessa e un CT. Allora io direi prima presentiamo la campionessa di biathlon, Lisa Vittozzi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, veneta, grande appassionata di ciclismo. Ciao Lisa. Buongiorno. E poi abbiamo il CT della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, altro volto molto noto a tutti gli appassionati. Grazie Davide. Buongiorno. Allora, ovviamente oggi non avremo la possibilità di metterci in contatto telefonico con voi, però avremo tanti ospiti oltre a quelli che vi ho appena presentato. Allora, io partirei, Paolo, fascino del Giro, una tappa questa molto importante per quello che è la classifica finale, no? È un giro ancora incerto, più che il sottoscritto, magari poi Davide entrerà nel dunque. È ancora un Giro d'Italia molto incerto, è una tappa che misura 151 km che porta la carovana rosa da Treviso, il piede a terra sarà proprio il chilometro zero, proprio qui fronte azienda, Cicli Pinarello, e arrivo a San Martino di Castrozza. C'è questa salita che porta da Feltre, Fonzaso a San Martino di Castrozza, non impegnativa. Se qualcuno vuole tentare qualcosa può anche farlo, ma saranno tutti osservati speciali. La maglia rosa rimane sulle spalle di Richard Carapazza, l'atleta ecuadoregno del team Movistar. La maglia ciclamino valida per la corsa a punti del tedesco Pascal Ackermann del team Bora Hans Grohe. L'azzurra per leader della classifica della montagna sulle spalle di Giulio Ciccone della Trek Segafredo. La maglia bianca miglior giovane è sulle spalle di Miguel Ángel López, lo spagnolo, in forza al team Astana. Allora Davide, iniziamo a parlare appunto di Treviso, che ha ospitato parecchie volte, no? Il Giro d'Italia, lo accoglie sempre con grande entusiasmo. Che cosa si respira quando si gira l'Italia e si viene anche a Treviso per quel che riguarda lo spirito ciclistico? Beh, il Giro d'Italia non è solamente una corsa in bicicletta, è un evento addirittura culturale, ma soprattutto unisce l'Italia, e dove arriva il Giro c'è festa, c'è gioia, c'è una marea di gente che vuol vedere il Giro, vuol vedere i corridori, non solo gli appassionati ma anche i curiosi, o tutti coloro che comunque hanno la voglia di vedere questi eroi, questi campioni che in 3 settimane percorrono 3.500 km. Soprattutto qui in Veneto ieri è stata una grande festa, questa mattina a Treviso era invasa da tutti questi appassionati e da tutta questa gente che ha voluto abbracciare il Giro d'Italia. Tra l'altro abbracciamo i corridori perché veramente in questi istanti stanno per passare qui al chilometro zero, e vediamo, tra l'altro noi lo possiamo vedere noi, insomma sappiamo che c'è Fausto Pinarello nella miraglia, un uomo di sport, Elisa, che tra l'altro ti dà modo di allenarti durante l'estate, no? Beh sì, perché mi dà un mezzo assolutamente al top che mi permette di utilizzarlo al meglio durante l'estate. Io amo molto il ciclismo e quindi durante l'estate lo pratico molto volentieri. Dunque ricordiamo, apriamo anche questa parentesi perché il Giro appunto attira persone di svariate discipline, e nel tuo caso appunto siamo sul biathlon, grandi risultati anche quest'anno. Ci puoi un attimo commentare quella che è stata la tua stagione? Sì, è stata una stagione molto impegnativa, però sono riuscita a portare a casa molte soddisfazioni e qualche rimpianto, però ormai ho cancellato e guardo a quest'anno che sarà sicuramente una stagione impegnativa bella tosta. bella tosta. Tanto ricordiamo che
Ah, aspettami, perché tu sei di Sappada, quindi non sei più veneta da qualche mese. In pratica no. Vabbè, allora, no, facciamo che non ti faccio commentare questa cosa perché in ogni caso ti metterei in difficoltà o con l'uno o con l'altro. Sta di fatto che hai innanzitutto tra coloro che stanno gareggiando attualmente al Giro d'Italia un campione, un atleta che stimi in maniera particolare. Sì, diciamo che il mio preferito è Vincenzo Nibali, quindi spero che possa vincere lui. Adesso come adesso non lo so, però è tutto ancora aperto, credo, e vediamo come va a finire. CT. Sono arrivati i corridori. Abbiamo i corridori in questo istante qui fuori dalla porta, praticamente sotto l'arco per questo chilometro zero. Una bella resta, una bella macchia di colore, di entusiasmo, di fatica, c'è tantissima gente. Tra l'altro dopo un'infinita serie di brutto tempo, di brutte giornate, abbiamo anche questa giornata meravigliosa, fa caldo, c'è il sole, c'è una tappa con la pianura in partenza, la salita nel finale, tutti gli ingredienti per gustarsela dal primo all'ultimo chilometro. Tanto vediamo, insomma, fuori c'è anche il governatore Zaia che poi dovrebbe essere ospite qui a ore 13 da portare il suo contributo. Cassani, comunque dal tuo punto di vista, diciamo, chi è che hai un favorito? Hai qualche visione? Il favorito è colui che sta indossando la maglia rosa perché ha dimostrato di essere fortissimo in salita, però a parte la tappa di oggi, come diceva prima Paolo Mutton, la salita non è durissima, ma i corridori sono stanchi e quindi potrebbe succedere qualcosa. Da Fiera a San Martino di Castrozza ci sono 13 km che sono gli ultimi, la pendenza media è intorno al 6%. C'è anche da guardare un po' quello che è successo negli anni passati. Nel 2009 affrontarono questa salita, arrivarono a San Martino di Castrozza e arrivarono 20-25 corridori insieme. Perché? Perché i professionisti riescono a salire a 25 all'ora su una salita del genere e quindi a ruota si sta abbastanza bene ed è per questo motivo che fare differenze è molto complicato. Però non si sa mai, Nibali cercherà comunque di scrutare, di vedere se gli avversari sono in difficoltà oppure no. Sta di fatto che a parte la tappa di oggi, quella di domani è una tra le più difficili di questo giro, quasi 5.000 metri di slivello, Cimacampo, il Manghe, nel Rolle, Croce d'Aune, sono veramente salite lunghe, difficili e soprattutto una tappa molto lunga. E da quello che dicono il caldo dovrebbe essere ancora in aumento e questo sai può incidere perché i corridori arrivano da 2 settimane di freddo e di pioggia, all'improvviso si trovano il caldo, potrebbe rendere ancora più difficile già una tappa complicata. Il Giro si decide domani? Sì, penso di sì. Ha più squadra Carapaz o più squadra Nibali? Ha più squadra Carapaz perché ha un compagno di squadra come Landa che negli ultimi giorni è stato il più forte in salita. Bisogna vedere se Landa sarà leale fino alla fine, io penso di sì, perché sai, Carapaz cambierà squadra, Landa l'anno prossimo correrà nel Bahrain perché poi Vincenzo Nibali andrà alla Trek, c'è questo cambio di maglie, però in ammiraglia c'è un Zue, è un direttore sportivo molto esperto. Carapaz ha bisogno solamente di difendersi perché con questa classifica il Giro lo vince lui. Perché 1 minuto e 52 bastano? Sì, bastano. Domani sì, ne vedremo delle belle? No, bastano, parlo per domenica per la cronometro, no? Ma domani ne vedremo delle belle perché sai, Nibali è un corridore che ha vinto una Vuelta, un Tour e 2 Giri d'Italia. Si accontenta del secondo posto? Non penso. A proposito di accontentarsi, io innanzitutto torno su come tu ti preparerai sulla prossima stagione, devo ovviamente passare da disciplina a disciplina. Lisa, allora, a parte, insomma, abbiamo capito, in bicicletta sicuramente. Sì, la bicicletta è un mezzo fondamentale per me, è molto allenante, quindi la userò sicuramente. La stagione la preparerò, spero al meglio, cerco di far mente locale di quello che ho sbagliato nella stagione precedente e spero di non commettere gli stessi errori, quindi lavorerò sui miei punti deboli per arrivare perfetta poi per le prossime Olimpiadi. Senti, solitamente tu dove ti muovi quando vai ad allenarti in bicicletta? Hai delle zone particolari, quelle intorno a casa? Ti piace fare delle grandi distanze? Come funziona? Quando sono a casa cerco di fare salita perché io in piano non sono fortissima. Ma Zoncollan lo fai?
Quella mi manca perché insomma non sono così forte dallo zoncolan perché è abbastanza duro e ho sentito non abbastanza, duro, è molto duro. Sentite, e a proposito, e il San Boldo invece com'è? San Boldo è una bella salita, divertente perché non è durissima, ci sono questi strana soprattutto, bellissima, particolare. Da pedalare è veramente una bella salita. Penso che ne usciranno anche delle gran belle immagini di questo passo. Sicuramente sì, perché è la seconda volta che il Giro d'Italia transita per il San Boldo, la prima volta nel 1966, è la strada dei 100 giorni, perché le truppe austriache per una sorta di strategia bellica costruirono questa strada in 100 giorni, ecco perché l'ha chiamata la strada dei 100 giorni, serviva per passare dalla provincia di Belluno rapidamente alla provincia di Treviso, ed è una palestra... Sono stati gli austriaci a farci questo regalino? Sì, infatti ci hanno regalato questa strada dei 100 giorni, questo è San Boldo, che è una palestra naturale per tutti gli amatori, tutti gli appassionati della bicicletta. Una provincia, adesso torno ovviamente anche in quello che è Treviso, allora lo testimonia ovviamente anche un'azienda di questo tipo, no? Però ci sono tantissimi praticanti, tantissimi appassionati, Cassani, qui si respira... Penso che sia la provincia con più amatori, con più corridori d'Italia. Diciamo che con Ferrara sono lì, esatto. Treviso e Ferrara sono le due città che amano più di ogni altra la bicicletta. Poi sai, una casa costruttrice di biciclette come Pinarello è un'eccellenza italiana che sta crescendo sempre di più e questo influisce anche sull'amore del ciclismo, parlo del ciclismo quello pedalato ma soprattutto del ciclismo agonistico, no? E quindi penso che ci siano tanti fattori che hanno fatto sì che Treviso sia sempre di più una delle capitali italiane del ciclismo. Una domanda per Davide, perdonami Pier, tu hai conosciuto, velocissimo perché poi dobbiamo conosciuto Giovanni Pinarello? Certo. Che ricordo hai di Giovanni, della maglia nera? Ma guarda, era una persona fantastica perché veniva sempre a salutarti, parlava di bicicletta, parlava della sua maglia nera e ne era orgoglioso, no? E tra l'altro noi da un paio d'anni siamo riusciti a riorganizzare il Giro d'Italia Under 23 e proprio in onore di Pinarello abbiamo istituito la maglia nera perché uno come Pinarello da maglia nera da ciclista è diventato maglia rosa come costruttore. È meglio di così. Allora noi ci interrompiamo, ringrazio Lisa Vittozzi e Davide Cassani e tra qualche istante con Fausto Pinarello e il governatore Luca Zaia. Eccoci di nuovo in onda, qui siamo ovviamente con dei cambi volanti come non si può fare assolutamente nel ciclismo. Ringrazio il governatore Luca Zaia qui con noi, Fausto Pinarello, padrone di casa, Alessandro Benattona. Buongiorno. Allora, grandi eventi in Veneto, intanto col Giro d'Italia. Siamo in estate e quindi parliamo di biciclette. No, ho sempre detto che questa è la cosa che io voglio potesse venire ogni anno a Treviso, ma purtroppo noi ci candidiamo automaticamente anno per anno, ma oggi tra l'altro è una festa stupenda, i cittadini me l'hanno dimostrato, sono tutti contenti, ho visto, ma soprattutto sono contento io, una giornata così no. Meglio di così, inaugurazione della bottega del nuovo store realizzata, si sta per inaugurare in questo momento. Presidente Zaia, Alessandro Benettone, allora grandi eventi, la Regione in questo momento è ovviamente a sostenere il ciclismo ma contemporaneamente sta facendo un'altra grande partita. Beh sì, lo fa anche in questo caso perché il contratto con RCS lo facciamo tutti gli anni, quest'anno abbiamo Santa Maria di Sala, la partenza di Treviso. Andiamo a riesumare il vecchio giro quando arrivava a Verona e poi ormai il 24 giugno è vicino, abbiamo la partita delle Olimpiadi sulle quali abbiamo investito molto, Olimpiadi che io spero raccoglieranno il testimone dei mondiali di sci e quindi direi che è un filo conduttore unico che è quello dello sport, del Veneto e di una regione che ha tanti praticanti sportivi.
Alessandro Benetton è una regione appunto che mette insieme grandissime aziende per quel che riguarda il mondo dello sport system, grandi campioni, ma soprattutto un esercito di appassionati di molte discipline. Stiamo parlando ovviamente di ciclismo e stiamo parlando anche di sci. Sì, il ciclismo che oggi insomma, ci regala una giornata di festa, soprattutto per questa sua capacità di coniugare i motivi del territorio, della gente, delle partecipazioni con lo sport. I grandi eventi possono fare la differenza, i mondiali di sci pensiamo che lo faranno, è già impostato in questo senso la direzione, e mi auguro che il lavoro che stiamo facendo, come diceva il governatore Zaia, possa rappresentare una vera e propria piattaforma per, incrociamo le dita, l'assegnazione di queste Olimpiadi. Sentite, prima si parlava di un luogo epico che è il San Boldo. Quanti sono i luoghi epici per quel che riguarda il ciclismo dal vostro punto di vista o per i quali voi vi sentite legati? Ma guarda, io direi tutto il Veneto, ma non per essere politicamente corretto, perché di fatto è così. C'è San Boldo, abbiamo le grandi scalate che sono note a tutti, ma pensate alle Torricelle a Verona, cioè domenica avremo le Torricelle su Verona nella cronometro, molto alto ancora. Direi che è nel DNA dei Veneti il ciclismo, per cui il muro del Ca del Poggio è uno di questi esempi. Cos'è? 1,7 km, 1,5 km, ma anche quello è famoso, il muro della Rosina a Vicenza, quindi a Marostica, e molto altro ancora. No, io potrei dire una cosa, che noi abbiamo la fortuna di avere Montello e posso definirla come la miglior palestra per i nostri ciclisti, quindi qualsiasi ora del giorno ne troviamo i campionati del mondo, fra l'altro. Faremo, spero, un giorno riproporremo i campionati del mondo, li abbiamo già fatti 2 volte, ma Montello qui vicino, chiaro che più su si va, dalle continue colline del Prosecco, Marostica, Vicenza, Belluno, penso che no, la miglior palestra che possiamo avere. Alessandro Benetton, allora l'essere in un territorio importante come il Veneto e riuscire a portarlo all'esterno tramite queste... Si respira all'estero quando voi andate a presentarvi? Ma si respira che il nostro è un paese molto amato, molto apprezzato, e poi ci pone anche un grande punto interrogativo: perché non riusciamo a comunicare così bene tutte queste bellezze, queste caratteristiche, la capacità di riconoscere il bello, la capacità di fare il buono. Ecco, io penso che da questo punto di vista il lavoro che sta facendo il governatore Zaia assieme alla Lombardia sia straordinario, perché questa candidatura Milano-Cortina è proprio l'esempio del gioco di squadra. Allora io mi chiedo sempre, un cinese che ci guarda da così tanto lontano vede una differenza così marcata o piuttosto vede l'opportunità di avvicinarsi a un territorio e ad avere così tante bellezze vicine una all'altra? Un'occasione di comunicazione e di un concetto innovativo anche questa candidatura. Lasciami dire, io vorrei dire che lui sta facendo un lavoro straordinario, Alessandro Benetton, perché ricordo cosa gli abbiamo consegnato per mondiali di sci e cosa sta facendo. 2021 per noi sarà l'apoteosi, la sublimazione intanto della realizzazione di un sogno, ma se avessimo avuto i mondiali realizzati male, sappiamo già che saranno un successo, non avremmo oggi una candidatura forte alle Olimpiadi. Noi ci siamo giocati tutti i giochi che avevamo sulla partita dei mondiali e sulla questa soluzione di continuità tra mondiali e Olimpiadi, quindi grazie per l'ottimo lavoro, lo dico pubblicamente perché ci credo e so quanto anche ha dovuto faticare per portarlo a questo livello. Visto che c'è anche tanta gente qui con noi oggi, anche se facciamo un applauso a queste persone che si stanno impegnando, perché poi le cose sembra che arrivino sempre per sbaglio, ma c'è sempre dietro un lavoro, anzi una grandissima sia passione ma professionalità, che poi però, Fausto, viene anche percepita dalla gente, perché quando poi avvengono queste cose, cioè il giro, vai in giro per la città, vedi molto rosa, vedi la gente che sta aspettando con grandissima attesa e si sente protagonista. Possiamo dire che è una festa che man mano si avvicina alla data, si palpa che l'atmosfera. Qualche goccia di pioggia in più non ci ha permesso di fare la città ancora più rosa. Però io volevo un attimo interrompere il discorso, magari tra il 2021 e il 2026 magari se facessimo una grande partenza qui a Treviso, magari guarda, il piazzale di Pinarello sarebbe il massimo. Hanno detto che come logistica è una delle migliori d'Italia, quindi magari tra mezzo e 5 anni ci potrebbe anche stare. Devi solo fare una fabbrica nuova. No, pensiamoci. Una cosa da inaugurare. Guardate, se ci mettono lo stesso tempo che ci hanno messo a fare questa struttura, probabilmente l'anno prossimo è pronta. No, devo ringraziare mia moglie Monica e l'architetto Pavan che ci ha dato la possibilità di accelerare per arrivare, credo abbiamo finito mezz'ora fa, quindi
Grazie a tutti. Il risultato è bello. E grazie a tutti i collaboratori perché hanno lavorato di notte. Quindi. Allora, torniamo sul lavoro. Alessandro Benetton, questa candidatura si saprà il risultato il 24 di giugno, no? Lei che sta vivendo una cosa che invece è già avvenuta, cioè è già consacrata e ha una data precisa, non vorrei metterle troppo in difficoltà, che aspettative ha? Ma io per natura faccio l'imprenditore, quindi ho l'obbligo di essere ottimista. Lo sono anche nella sostanza proprio perché, come è stata detta, la base da cui partiamo è estremamente forte. Lo sono ancora un po' di più dopo essere stato presente ai mondiali di sci di Åre in Svezia, dove sicuramente ho visto che, diciamo così, sportivamente si può fare anche meglio. Si può fare anche meglio, governatore? Beh sì, però noi abbiamo una location che è straordinaria, il patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti, abbiamo saputo far sistema e far rete al punto tale, ricordo che la Svezia candidava solo Stoccolma all'inizio e poi ha dovuto agganciarsi a Åre perché ha capito che la partita Milano-Cortina era eccezionale. Il dossier della commissione valutatrice è stato valutato a pieni voti per il Veneto. Da qui da noi i cittadini sostengono le Olimpiadi, in Svezia un cittadino su due non vuole le Olimpiadi e di questo dovrà tenere presente ovviamente tutto il comitato CIO. Poi io dico sempre, faccio l'appello on the road, chiunque conosca qualcuno che può avere dei contatti con il CIO si dia da fare, perché a volte basta poco. Vediamo di approfittare delle reciproche connessioni. Fausto, voglio approfittare di te anche per una cosa, no? Se io mi allargo un attimo, qui dietro c'è questo veicolo che tu hai fatto sistemare appositamente in occasione del Giro d'Italia, non so quanto si riesca a visualizzare, datemi un cenno, è una 600 multipla, no? La 600 multipla che è stata la prima medaglia di famiglia del 66, una foto proprio accanto, questa aveva un anno e mezzo, quindi ho pensato bene di perché no? Inauguriamo un negozio, tutto partito da una maglia nera tantissimi anni fa. È un'altra bottega questa e la inauguriamo con una nuova medaglia e quindi così. E dal punto di vista del brand, che cosa significa ovviamente avere sede in Italia e in Veneto? Quindi diciamo tutto quello che è il buono e il meglio del Made in Italy. Avere una storicità e poi una tecnologia che è quella che contraddistingue i vostri prodotti. Ma io penso che da sempre la bicicletta da corsa è riconosciuta come italiana da tantissimi anni. Adesso abbiamo qualche corrente di fuori di là del mare, ma a noi ci viene sempre riconosciuta questa caratteristica. Io forse ho la fortuna più di tanti altri che del mio lavoro ho fatto una passione. Quindi io creo un oggetto, noi creiamo un oggetto e dopo un quarto d'ora riesco ad operarlo. E questa è una bella cosa. È la provincia più ciclistica d'Italia e sicuramente anche la regione più ciclistica d'Italia, questo ci aiuta moltissimo. Tra l'altro, governatore, per quel che riguarda in particolare la provincia di Treviso, adesso insomma si sta concludendo il velodromo, si sta facendo un velodromo, c'è la pista naturale che è di allenamento che è quella del Montello. Diciamo che ci sono tutti gli strumenti affinché questa diventi una sorta di cantera del ciclismo italiano. Abbiamo l'indoor e l'outdoor, abbiamo tutto qui per la bicicletta, per le due ruote e direi che abbiamo anche i praticanti, diceva bene Fausto Pinarello, siamo la provincia e anche la regione più ciclistica per numero di praticanti in Italia ma anche a livello internazionale e penso che questo aiuti anche ad essere, come si può dire, incubatore anche per le imprese, no? Perché poi significa produzione, significa miglioramento, ricerca e questo è un distretto industriale diffuso che ormai esiste in provincia di Treviso e anche in Veneto. Benetton, per quello che riguarda invece il mondo sci, allora noi qui prima avevamo Lisa Vitozzi, perché diciamo, stiamo parlando di sci nordico, non sci alpino, però rimane anche da quel punto di vista una terra di campioni e che ha espresso tantissime medaglie il Veneto. Sì, il Veneto in generale ha espresso sempre dei grandi atleti, soprattutto per una caratteristica che io penso sia trasversale rispetto a tante discipline, che è quella della forza di volontà, la determinazione e sapere che tante volte il lavoro può fare la differenza. Questo è rappresentativo nel mondo dello sport, ma è rappresentativo anche nel mondo dell'impresa e per fortuna ogni tanto anche della res pubblica. Penso che sia un complimento diretto a lei, Presidente Zaia. Grazie. Che assolutamente ha dato, mi sento di condividere. Allora, tra qualche minuto ci sarà il taglio del nastro, volevo solo un cenno dalla regia per capire quanti minuti abbiamo ancora di questa slot, perfetto.
Alessandro Benetton, tornando ai risultati sulle piste da sci, c'è questa parte femminile, insomma, che sta portando a casa tanti risultati, perché prima parlavo della Vittozzi, c'è la Virer, c'è la Goggia per quel che riguarda lo sci alpino, diciamo una componente rosa, rimanendo anche cromaticamente in tema, che sta dando ottimi riscontri. Avremo anche una assolutamente, riscossa. le prospettive, insomma, io parlerei già di una constatazione più che una riscossa. Penso che in ogni caso la Federazione degli Sport Invernali nello sci alpino abbia raccolto il numero maggiore di podi l'anno scorso rispetto a tutta la sua storia. L'ha fatto mettendo in evidenza la capacità delle donne, della squadra femminile, che ha raccolto tanti successi attraverso dei risultati individuali, ma anche proprio come squadra, e dimostrando, conoscendo questo un po', avendo una matrice anche di tecnico, visto che sono allenatore federale, di un lavoro di preparazione della squadra da parte della federazione, che ha dimostrato che anche il lavoro organizzativo può aiutare le individualità a dare il meglio. Posso ringraziare Alessandro Benetton per queste parole, perché è la prova provata di quello della scelta che noi abbiamo fatto. E se uno va a vedere il dossier Olimpiadi, noi abbiamo fatto la scelta che nel medagliere vogliamo lo sci alpino femminile a Cortina. Qualcuno ha detto: ma perché? Perché vedrete che sarà il momento delle donne e noi abbiamo tutte le medaglie sullo sci alpino a Cortina, femminile. Signori, io vi ringrazio, so che c'è un impegno istituzionale, poi noi adesso andiamo con la pubblicità e poi ritorneremo con altri ospiti. Grazie. Il sindaco Conte, il sindaco Serena e grazie. altri amici. A più tardi. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, rieccoci in onda, scusate signori, ma ovviamente siamo in una situazione un po' inusuale. Allora, continuiamo la diretta a parlare di questo Giro d'Italia qui da Treviso, qui dal quartier generale del Pinarello. Ho qui con me un illustre collega. Grazie. Giovanni Bruno, direttore di Sky. Grazie Giovanni, grazie della tua disponibilità. Grazie a te, ma ci mancherebbe. Allora, prima ho chiesto agli altri ospiti ovviamente cosa significa avere in Italia manifestazioni di questo tipo e con l'eco poi internazionale che hanno. Beh, sai, è una cosa estremamente importante per la diffusione di questo sport, è importante come insegnamento per i giovani, è importante per l'educazione civica, perché chiaramente c'è un concetto della bicicletta, dell'ecologia, dell'ambiente, e poi è lo sport delle due ruote è qualcosa di straordinario per come è voluto. Noi siamo qua in una location, l'hai detto te prima, fantastica, bellissima, moderna, elegante, e questa è la grande evoluzione della bicicletta, è un'evoluzione che è fondamentale per lo sviluppo soprattutto. Ok, allora scusate per il rumore, vi ripeto, purtroppo siamo in questa situazione un po' così, allora... No, ma come direbbe qualcuno è il bello della diretta. È il bellissimo della diretta. Allora Giovanni, bicicletta che, ripeto, insomma, io sono veneto, a me viene più semplice ovviamente, e tu arrivi da fuori, però sul serio qui si respira, tra l'altro sentiamo l'applauso, c'è stato il taglio del nastro. Si respira veramente questa cosa che è nel DNA di questa zona, degli appassionati. Verissimo, ti accorgi quando arrivi nella Marca Trevigiana, quindi arrivi su Treviso oppure le strade qua intorno, respiri un'altra aria, al di là della bellezza dell'ambiente, perché basta alzare la testa e vedi dei panorami inusuali. La realtà è che tu qui parli realmente di bici, la vivi in una maniera, in una città come Treviso che è veramente a misura d'uomo, a misura di bicicletta. Ripeto, la bicicletta, al di là del romanticismo, al di là della bellezza del passato e della memoria, che quello ci deve essere sempre, però è una cosa di una tecnologia fantastica, basta vedere le bici di adesso, noi qui siamo contornati da biciclette, i ciclisti che stanno percorrendo le strade del Giro d'Italia sono su delle biciclette meravigliose, tecnologicamente evolute, parliamo di cambio automatico, parliamo di freni a disco, parliamo di bici senza fili, parliamo di wireless, di cose inaudite col pensiero del passato. Ebbene, secondo me, visto che poi si racconta che sono i 100 anni della nascita dei Coppi sarebbe felice di provare una di queste meraviglie, faticherebbe forse di meno. Ma molto di meno. E allora io ne approfitto ovviamente del tuo ruolo e vado anche un po' oltre quello che è il mondo del ciclismo. Domani
sì, domani c'è uno dei momenti sportivi più importanti dell'anno, no, per il nostro continente, e che tra l'altro voi avete anche in diretta, che è la finale di Champions League. Tu intanto ti chiedo brutalmente un pronostico. Io ti dico Liverpool. Così di punto in bianco, perché penso che sia la realtà è che noi abbiamo anche avuto la nostra conferma di trasmettere la Premier League fino al 2022. Secondo me ci abbiamo preso, visti i risultati tra Europa League e la Champions, è qualcosa di straordinario vedere il calcio inglese come rinato, confermato e quanto è importante. Ma possiamo dire che dopo un lungo periodo di dominio spagnolo, perché certo, insomma per tanti anni in varie situazioni ci sono stati finali di Champions League con solo le squadre spagnole, Siviglia ha vinto per parecchi anni l'Europa Cup, si sta spostando verso nord il predominio o è un caso? No, si è spostato assolutamente, ma basta vedere lo stuolo di allenatori che adesso sono nella Premier League, i personaggi che ci sono. Ha vinto Sarri con un Chelsea e Sarri sai perfettamente dove forse potrebbe andare. Ci sono tutti gli allenatori più richiesti, sono adesso in Inghilterra, ci sta gente come Mourinho a piede libero, diciamo così, però la realtà è un campionato dove c'è anche un'operazione di merchandising, di maglie, di sviluppo. E poi scusami, gli stadi. Uno stadio inglese, dalla situazione faraonica che poteva essere moltissimi anni fa, si è arrivati con degli stadi veramente a misura d'uomo, quindi ti torno al discorso della bicicletta di Treviso. Perché? Perché sono stadi dove vive la gente. Sai perfettamente com'era il concetto degli hooligans tanti anni fa, del pericolo di andare allo stadio. Ora ci vanno le famiglie, vanno lì perché mangiano all'interno dello stadio, che ci sono dei ristoranti fantastici. Vivi la vita in un'altra maniera, stadi più piccoli a misura d'uomo sono la perfezione per il tifo, ecco come allora sale anche il concetto dentro al campo di grandi personaggi, grandi allenatori e grandi giocatori a questo punto. Allora, chi ha fatto un coming back invece è Antonio Conte, no? Che domani certo va a firmare il contratto con l'Inter. Te l'aspettavi? Era una cosa che già si sapeva, era già stata per scontata? Beh, sai, quando Antonio Conte gira per Milano, diciamo, la squadra libera era abbastanza una, con delle difficoltà oggettive che c'erano da quel punto di vista lì, facevi 1+1, eccolo lì. Però la realtà è che c'è tanto onore di cappello anche a Spalletti, comunque ha portato l'Inter in una situazione di rientro importante sulla Champions League. Ha avuto delle immense difficoltà e poi io dico sempre, un personaggio come Luciano Spalletti, con un cambio all'interno della proprietà dell'Inter, con l'arrivo di personaggi importanti, con quello che ha avuto lui con la situazione interna della squadra con Icardi, non è una situazione facile allenare così e ha portato a casa anche questo, quindi francamente mi dispiace molto per Luciano Spalletti, sono contento per Antonio Conte, ma mi dispiace per Luciano Spalletti perché comunque è un allenatore anche molto moderno sotto vari punti di vista. Cambiamento importante, sì, perché poi si arriva su un Antonio Conte, diciamo, chiamiamolo arrabbiato e con la voglia di allenare, certo, dopo vari passaggi tra virgolette a vuoto in Inghilterra, però la realtà è il nostro campionato acquisisce ancora mantiene un bel personaggio. E a proposito dei personaggi, buongiorno, benvenuto Paolo, torni qui con noi? Ok, allora approfittiamo, certo, ci scambiamo i microfoni. Allora, io lascio il microfono. No, tu stai pure, perfetto. Anzi. Perfetto. Paolo riesce a te lo stare. Passo. Allora, però, siccome il mondo del ciclismo io lo lascio gestire a Paolo Mouton, che è molto più competente di me. Paolo, ne approfittiamo perché grazie Pier, ne approfittiamo perché si è fermato al chilometro 0, piede a terra, il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni. Grazie per aver risposto al nostro invito. È un bel giro, quello non è circostanza, mi creda dottor Vegni, è un bel giro quello che stiamo vivendo, anche perché è combattuto. Il Giro d'Italia permette anche a chi comodamente è seduto a casa di gustare il nostro bel paese, perché è una frase fatta, la corsa più bella del mondo, del paese più bello del mondo. Sì, assolutamente, intanto grazie a voi dell'invito. Il Giro sta andando molto bene dal punto di vista sportivo perché ancora abbiamo 2 o 3 tappe alla chiusura, vive ancora di diversi personaggi che possono dire la loro per la vittoria finale e quindi anche tutto l'aspetto agonistico è ancora valido, è ancora vivo.
Dicevi giustamente te, il Giro è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Assolutamente sì, dalle immagini televisive credo che la gente possa essersi assolutamente potuta gustare quello che è il paesaggio, quello che è la cultura, quello che è i valori del nostro paese. E io credo che questa sia proprio una delle missioni che questo Giro porta con sé, e speriamo che anche a livello un pochino più importante, per parlare un po' di centro, dove si decidono certe cose, qualcuno comprenda il valore, il grande mezzo di promozione che il Giro è per promuovere il nostro paese nel mondo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, prima ha detto abbiamo fissato un accordo con RCS, ieri l'arrivo in Veneto a Santa Maria di Sala, oggi la partenza Veneto-Treviso, domani partenza e arrivo in provincia di Belluno. Il Veneto offre sempre qualcosa di speciale? Ma intanto non scordiamo la finale a Verona, non scordiamo quella, perché sicuramente vivremo lì un momento sportivo molto alto, perché se ancora le cose fossero come ci auguriamo sicuramente sarà un epilogo veramente sportivamente parlando interessante. Il Veneto è chiaro, il Veneto rappresenta nel mondo del ciclismo un territorio che per tradizione, per cultura è sicuramente all'avanguardia con gli altri. Questo non lo dico perché oggi sono qui a parlare con voi, ma insomma è un dato di fatto, è la storia del ciclismo, quindi credo che il Veneto non possa non far parte in maniera assoluta del Giro d'Italia. Poi qualche anno 3 tappe, qualche anno 2 tappe, dobbiamo anche in qualche modo rendere, come dire, qualcosa anche a altre regioni, però sicuramente non può non far parte del Giro d'Italia. Giovanni, perdonami, da uomo di comunicazione e di televisione, il connubio di riuscire a portare eventi di questo tipo in luoghi simbolo come in questo caso l'Arena di Verona, quanto si alza l'asticella dello spettacolo anche televisivo? È di un'importanza incredibile, è un luogo particolare, un luogo magico, non peraltro potrebbe essere la cerimonia finale di un'Olimpiade del 2026, no? Perché quella potrebbe essere il teatro giusto, è una questione forse di capienza, però la realtà, portare il ciclismo anche col discorso che prima si faceva del passato, ti fa ritornare alla memoria le vittorie dell'84 di un signore che si chiama Francesco Moser, quell'arrivo lì, no? È qualcosa di particolare ed è secondo me poi l'obiettivo, Mauro lo saprà benissimo, del contatto sempre più vicino della gente con il Giro e il luogo storico, quindi è Italia, bellezza, storicità, pubblico, ciclismo. Che vuoi di più? I francesi hanno l'Arco di Trionfo, esatto. Però va benissimo un arrivo così, io lo preferisco, l'arrivo così è una passerella di chiusura di quelle d'applauso, da spellarti le mani. In più c'è ancora, da un punto di vista sportivo, la grande incertezza, perché c'è una grande incertezza, domani ci sarà un tappone pazzesco, quindi bisognerà vedere che cosa lui l'ha disegnato lui, quindi lo saprà benissimo con cognizione di causa, e lo spettacolo è quello. In più avete detto benissimo il concetto del Giro duro col paese più bello al mondo, sono d'accordo, e in più con le situazioni meteorologiche più particolari al mondo, perché un maggio così nessuno se l'aspettava, o sbaglio? No, assolutamente. Vi sta offrendo tutto praticamente. No, ma allora Giovanni è sicuramente un cultore di questo sport, va in bicicletta, conosce benissimo le fatiche che si fa pedalando, però è chiaro che l'obiettivo non è solo quello di proporre un viaggio sportivo attraverso l'Italia, il vero obiettivo è di far conoscere il nostro paese nel mondo, perché come dicevamo parliamo di bellezze paesaggistiche, ma con l'Arena io credo che andiamo a toccare anche un po' quello che è la sensibilità di tutto un mondo culturale, di tutto un mondo di storicità che ha fatto la storia della musica classica, della musica lirica, per cui voglio dire il ciclismo non è solo lo sport, anzi probabilmente l'aspetto sportivo, non me ne voglia qualcuno, è la cosa meno importante di tutto il progetto Giro d'Italia. Il Giro d'Italia deve raccontare appunto le eccellenze di questo paese. In più tenete presente una cosa, lo fa passando sotto le case della gente senza chiedere un euro a nessuno. Che non è una cosa da poco di questo periodo. E tra l'altro faccio anche questa, questa correlazione, no? Ci sono tanti cantautori che hanno parlato di ciclismo nelle loro canzoni. L'Arena per carità è il tempio della lirica, però insomma ci sta anche il pop e il rock, insomma vedo veramente un sacco di suggestioni in questo arrivo incredibile in
in una struttura che tra l'altro, con tutto rispetto per i francesi, noi siamo sempre un po' in competizione, ha qualche anno in più dell'Arco di Trionfo, l'Arena di Verona. Vedi, hai detto bene, cioè, l'Arco di Trionfo è un arrivo, diciamo, che si ripete negli anni. È un concetto di periodicità che loro hanno fissa, eccetera. L'idea giustamente quella di Mauro è quella di cambiare, di avere sempre una bellezza come arrivo di chiusura. Lo scorso anno si arrivò a Roma, parliamo del Colosseo e arriviamo all'Arena adesso, quindi ci sono delle situazioni di vetrina per il mondo che d'altronde si vendono i diritti internazionali anche per quello, quindi il nostro messaggio è quello delle salite. Queste non ce lo porta via nessuno, queste cose. Appunto, e quindi di conseguenza è una cosa importante, e l'immagine del Giro è un'immagine in questo caso assolutamente positiva. Io vi ringrazio, devo dare un attimo la linea alla regia, poi ci saranno altri ospiti, tra cui il sindaco di Treviso Mario Conte. Signori, grazie, complimenti, grazie e avanti col Giro, e grazie Giovanni, è stato un piacere. Ci mancherebbe, ciao. Vediamo. Fuori sede, ore 13 dedicata completamente al Giro, sono l'ultima terna di ospiti di questa puntata. Renato Di Rocco, presidente della Federazione di Ciclismo Italiana, ovviamente Mario Conte, sindaco di Treviso, e Paolo Vazzoler, presidente di Treviso Basket. Allora, presidente, Treviso vi accoglie il Giro, accoglie il ciclismo, vive il ciclismo 365 giorni all'anno in maniera incredibile. Ma assolutamente, facciamo parte della vita sociale del territorio, no? Il sindaco è un buon testimone. Un'altra bella giornata di grande ciclismo, non solo dal punto di vista climatico, ma credo che Fausto abbia messo un'altra bella pietra su quello che è lo sviluppo della tecnologia del ciclismo in assoluto. Qui siamo a livello di eccellenze non solo italiane ma nel mondo in assoluto, per cui godiamoci sicuramente questo territorio, questo comprensorio, questo momento, anche in attesa del velodromo che è vicino a Treviso, però farà parte sicuramente del futuro e dello sviluppo ancora di più della bicicletta su un territorio straordinario dal punto di vista paesaggistico, culturale, e soprattutto per la devozione che i ciclisti hanno nella ricerca degli spazi più belli per annusare e odorare anche i profumi che questa vegetazione garantisce, e magari fare del sano sforzo in bicicletta. Presidente, facciamo così, ne approfittiamo di questo momento per mandare un messaggio ai giovani ciclisti trevigiani, a quelli che magari in futuro potrebbero essere i protagonisti del Giro d'Italia o di altre manifestazioni importanti come questa. Ma in assoluto la nostra filosofia è proprio questa, di dire ai bambini o alle bambine che aumentano sempre di più di avere una compagna di giochi. La bicicletta è lo strumento per divertirsi, per giocare, per crescere sani, per crescere rispettando l'ambiente, anzi con la bicicletta si promuove l'ambiente in assoluto. Poi se piano piano viene la vocazione e la passione di andare in bicicletta, credo che ormai la bicicletta offra delle opportunità straordinarie, dalla strada, dalla cronometro, dalla pista, dal mountain bike, dal BMX. Sono certo che Fausto non ci deluderà in mente qualche altra novità di qui a poco tempo per dedicare spazio soprattutto ai più piccoli, per cui ci sono tutte le opportunità, i numeri sono in crescita, l'importante è che lo facciano soprattutto in ambienti sicuri, che questa è la più grossa criticità nostra, perché il traffico anche è in aumento e le distrazioni degli automobilisti sono tante, non c'è molta attenzione rispetto di chi va in bicicletta, che oltretutto aiuta l'ambiente, perché con la bicicletta si combatte sia il traffico che l'inquinamento delle città, per cui credo che convenga un po' a tutti fare uno sforzo comune, essere più educati, rispettare sempre di più i ciclisti. Ai ciclisti invece il messaggio che do e che invito costantemente è di rispettare il codice della strada per essere in qualche maniera aiutati a andare in bicicletta. Perché ovviamente deve valere per tutti. Allora, grazie Presidente, fa subito un assist Mario Conte, sindaco di Treviso, una Treviso che sta vivendo il Giro d'Italia con grande calore, però adesso appunto il Presidente diceva anche di quanto sia fondamentale che sempre più persone lo utilizzino come mezzo di trasporto, e quindi sono anche a chiedere che cosa avete idea come amministrazione per agevolare l'uso della bicicletta a Treviso. Sì, assolutamente, eventi come quello del Giro d'Italia consentono di vedere e di godere le bellezze della nostra città sotto
con occhi diversi, con gli occhi dei pedoni e con gli occhi dei ciclisti. Questa amministrazione investirà proprio a partire già da quest'anno sulle piste ciclabili per collegare i quartieri al centro storico, ma anche i quartieri ai quartieri, quindi quel famoso progetto di ciclopolitana sta per diventare realtà, perché vogliamo che tutti, dai bambini agli anziani, possano vivere la città in bicicletta ma in assoluta sicurezza, quindi una rete di piste ciclabili collegate tra loro che consentano di raggiungere in pochi minuti il centro storico piuttosto che i quartieri. Noi crediamo molto su questo progetto, anzi sarà il progetto dei progetti di queste amministrazioni, quindi meno macchine e più biciclette e più pedoni. Fa bene alla salute e ci consente anche di ammirare le bellezze di una città che è davvero straordinaria, e con il sole di oggi ce ne siamo davvero resi conto tutti. Paolo Vazzoler, presidente di Treviso Basket, tra l'altro grande appassionato di bicicletta, sei qua ovviamente per questo motivo. L'amicizia con la famiglia Pinarello nasce ancora con mio padre, che era compagno di scuola in anni, quindi è storica. Io di Fausto amico da sempre, ho imparato a correre con la Pinarello ed ora ammetto che le bici tecnologiche di Fausto aiutano anche un obeso come me, che in discesa è avvantaggiato ad andare anche in salita, che non è male. Senti Paolo, ne approfitto di te col ruolo ovviamente che hai e che conosciamo benissimo, che è quello di presidente di Treviso Basket. Stasera c'è una partita importantissima a Treviglio. A Treviso si gioca l'accesso alla Saravela storica, perché sarebbe la prima finale della sua storia. Sarebbe quello che ho chiesto all'inizio dell'anno, ho detto voglio vedere una finale come è fatta da dentro, quindi giocarmela, e poi lì tutti sanno che la partita è la partita più strana di tutte, non sai cosa può accadere, è imprevedibile, ma finché non vai a giocare una finale non puoi capire, non puoi nemmeno perderla, per cui andiamo a giocarcela. Sarebbe bello che stasera si chiudesse la serie. D'altronde quando abbiamo cominciato con Treviso Basket tutti a dirci avete avuto la bicicletta, ora pedalate, abbiamo pedalato, siamo in vista del traguardo e il male non sarebbe tra le erbe prime. Senti Paolo, il clima, la squadra com'era, hai fatto delle verifiche oggi, ieri? Sì, il fatto delle verifiche, la chiarezza in questo momento è chi sta bene e chi sta male, noi ogni incontro ci perdiamo un giocatore, la cosa bella è che proprio perché squadra ha saputo finora compensare le carenze o le mancanze. Non so fino a che punto andranno avanti, decideremo per un paio di casi proprio alle 9 stasera chi giocherà e chi no. Vabbè, allora siamo sereni e andiamo a giocarcela. Io mi fermerei qui per ovvi motivi di scaramanzia. Sindaco, siamo in chiusura, lascerei a lei penso di esprimere la soddisfazione di aver ospitato come primo cittadino, tra l'altro per la prima volta da primo cittadino, questo Giro d'Italia a Treviso. Consentitemi di ringraziare i cittadini che si sono riversati nelle strade con gioia. Ho visto famiglie, ho visto anziani, ho visto nonni con i bambini, ho visto lavoratori che si sono fermati per il passaggio del Giro, ma ho visto veramente tanta gioia. Lasciatemi ringraziare anche tutti coloro che stanno tuttora lavorando perché tutto possa andare per il meglio, quindi la polizia locale, la protezione civile, gli uffici tecnici, perché è stato un lavoro di squadra enorme. Dietro un grande evento c'è sempre un esercito di volontari che lavora e che ci mette il cuore per regalare alla città uno spettacolo davvero straordinario, e così è stato. Ringrazio il Sole e il ringraziamento più grande va ovviamente a Fausto Pinarello che ha reso tutto ciò possibile, quindi grazie di cuore. Io avrei una domanda, signor Sindaco. Noi sappiamo la sua passione per il mondo dei runners, ma che rapporto ha con la bicicletta? No, con la bicicletta un rapporto che sta crescendo, perché la utilizzerò molto di più, anche stimolato dal Giro d'Italia, anche per andare in ufficio, quindi più bicicletta e più corsa per tutti significa star meglio di salute. Sentite, in chiusura, visto che lei ha fatto i 100 km a piedi la settimana scorsa, Paolo è un uomo di grande determinazione, facciamo una promessa in funzione di un eventuale risultato? Io Santiago l'ho già fatto per pigliarmi avanti, ne ho fatti 1000 di chilometri, però con coach Menetti è aperta una storia, abbiamo l'idea di fare un percorso dolomitico molto bello, non so se li facciamo in sequenza o se ogni volta che andiamo in cima ai famosi passi meravigliosi ci fermiamo e ripartiamo il giorno dopo. Certo è che qualcosa andrà fatto, però un commitment del genere in questo momento porta anche Iele, non voglio espormi. E il sindaco vi segue a piedi? Io sono disposto a rifare i 100 km del passatore con voi 4. Bene, direi che siamo in chiusura. Ringrazio gli ultimi due ospiti di oggi, Paolo Vazzoler e il sindaco Mario Conti. Ringrazio tantissimo Paolo Mutton, numero 1. Grazie a te. Ringrazio Pinarello e soprattutto grazie ai tecnici che hanno reso possibile questa trasmissione, che è stata ovviamente un impegno grande da parte di Antena 3. Speriamo di avervi dato un prodotto che avete apprezzato. Ciao a tutti, gustatevi il Giro.